Ciao, questa è la mia partita che ho giocato contro il maestro internazionale Bellia. Lui ha il bianco, giustamente in simultanea si ha sempre il bianco e io il nero. Allora, mi apre con E4, come ho già spiegato non posso aprire con la mia preferita C5 poiché la siciliana è una delle aperture più utilizzata e sicuramente conosceva un modo per farmi fuori in poche mosse. Quindi ho giocato la scandinava D5, cattura quasi diciamo obbligatoria, e anziché giocare donna D5 che mi avrebbe portato la regina al centro, ho giocato cavallo F6. Diciamo che ho fatto una specie di gambetto, alfiere B5 scacco, e qui ovviamente questa difesa è errata. Perché è errata? Perché non puoi più giocare C6 né E6, sei veramente a stretto di spazio, quindi alfiere D7 è l'unica. Ora si poteva giocare alfiere C4, ovviamente il cambio non è vantaggioso per il bianco, e alfiere E2. Ora C6, cambio, qui potevo giocare cavallo C6, ma sinceramente preferivo metterlo in D7, perciò ho giocato alfiere C6, alfiere F3 giustamente, e 5, cercando di in ogni modo guadagnare spazio grazie al gambetto. Insomma, sono sotto di un pedone ma almeno lo spazio cerco di prenderlo. D3 per controllare la casa, e 4 e far fuoriuscire l'alfiere camposcuro, e qui cambio e cavallo C6, forse non una proprio delle mosse migliori. Arrocco, e qui dovevo arroccare anch'io, tuttavia alfiere 7 non mi piaceva molto perché questo pedone diciamo che deve essere difeso, perché dopo torre E1 si può attaccare questo pedone, e con torre E1 avrei la torre sulla colonna del re. Con E7 diciamo paro il re, ma non riesco a difendere ulteriormente questo pedone 5. Magari solo una mia paura fantasma, ma questo pedone 5 lo trovo che va difeso a tutti i costi, anche perché con D4 si possono creare rotture. Quindi per difendere questo pedone ho giocato donna C7, alfiere G5 creando un'impedonatura, e qui ancora potevo giocare E7, però non ero convinto e ho giocato cavallo D5, cavallo C3. Pensavo sinceramente lo mettessi in D2, ma ha giocato cavallo C3, così cambio, e questo pedone, questa impedonatura tuttavia può essere sciolta in qualche modo, per esempio tramite la spinta di 4. Andiamo avanti, così ho giocato F6 e alfiere E3. Ora ho un alfiere camposcuro e la mia catena di pedoni messa sul nero. Avrei preferito avere un alfiere campochiaro, tuttavia la mia posizione non mi sembra proprio malissimo. Vediamo come ho continuato. Qui ci andava proprio bene alfiere di 6, ma sempre per la solita paura del cavolo che non c'entrava proprio niente ho giocato alfiere 7. Perché non c'entrava niente? Perché ora che gioca a torre 1, ora che toglie l'alfiere, ora che prova a creare qualche minaccia, avrei fatto in tempo ad arroccare 3 o 4 volte. Alfiere 7, mossa inutile. Cavallo, qui sinceramente pensavo che giocasse torre, regina B1 per entrare in gioco tramite B3 e impedirmi l'arrocco, ma ho giocato cavallo H4. Dopo l'arrocco, che avrei voluto tanto fare, ci sarebbe stato donna G4 che avrebbe controllato tutte le case bianche, avrebbe preso spazio, e alfiere H3. Perciò non mandava proprio di arroccare, così che cosa ho fatto? Per impedire donna G4 ho giocato donna D7. Tuttavia mi era proprio sfuggito questo scacco che mi fa
spostare il re. Ovviamente G3 non lo posso giocare perché col sacrificio di cavallo perdo la torre. Quindi il re in F8 non mi piaceva moltissimo come posizione, anche perché ci stava sempre questa mossa qui, quindi un po' di cose sono dovuto andare in D8. Torre B1, torre su colonna aperta che attacca anche B7, quindi tiene la donna alla difesa di B7, ma ho giocato re C7 per due motivi: uno per difendere B7 e due perché mi sembrava la posizione migliore per difendere il re. Il re si trova sulla colonna dei pedoni doppiati, quindi non teme grandi attacchi. Quindi re C7, F4 per smantellare i miei pedoni, alfiere D6, cambio e cavallo per. Ora cavallo F3 e torre H va in E8. Ovviamente la donna non poteva prendere il pedone poiché sarei ritornato con la torre, avrei fatto pressione su H7 e non aveva molto tempo per pensare, perciò è andato sul tranquillo, diciamo. Quindi cavallo per, torre per, qui mi sentivo di avere una buona posizione e donna F3. Oltre che essere una buona posizione per la donna, attacca anche su B7, quindi devo difendere questa posizione con donna C6. Poi donna C6, alfiere F4. Qui mi sarebbe convenuto veramente scambiare le donne, si sarebbe entrato in un finale di pezzi pesanti con un pedone in meno, ma penso che comunque magari la patta sarei riuscita ad averla. Invece ho giocato torre 6, mossa sbagliatissima, e attacco su G7 e inchiodatura della torre. Sapevo che sarebbe venuta questa inchiodatura, ma l'ho sottovalutata troppo. Quindi torre G8 bruttissima, poiché poteva seguire torre per F6. Ovviamente credo che non l'ha vista perché dopo minuti e minuti di simultanea vedere più partite contemporaneamente magari questi tatticismi sfuggono, però qui poteva seguire torre F6 e col guadagno di un pedone. Però è sbagliata anche perché metto la torre in posizione passiva. C4, cercando poi in qualche modo di spingere questi altri pedoni, scacco, faccio altro che aiutarlo mettendo il re nell'angolino, e dopo B6 per cercare di togliere ogni attacco qua, torre F va in E1 cercando di entrare in settima, il re che protegge questa casa, torre 4, torre D4, pessima scelta perché con scacco di regina il re è costretto a spostarsi, non può difendersi in alcun modo, per esempio così come ho giocato, ma perdo comunque una torre. E questa fu la mia partita.